Feltre si prepara a compiere il grande passo, quello che metterà a frutto la serie di importanti interventi strutturali volti ad affiancare alla naturale vocazione cittadina di piccolo polo di servizi, quella di centro di riferimento sul piano del turismo sostenibile. Punto di forza della strategia turistica è il connubio fra le valenze storiche, artistiche e culturali da un lato e quelle naturalistiche e ambientali dall'altro. Si tratta intanto di valorizzare questo aspetto e quindi di lanciare la vocazione turistica di Feltre come città d'arte fra le più importanti del Veneto. In municipio stamattina è stato presentato un programma corposo sia per obiettivi che per investimenti economici che punta perciò a contribuire alla fase di netta espansione turistica della città. Sul piatto ci sono 625.000 euro, 500 dei quali derivanti dal fondo dei comuni di confine e il resto cofinanziati dal comune di Feltre. Valorizzazione e promozione della città a partire dalla rinascita della piccola Fenice, la promozione del turismo culturale tra Venezia e le Dolomiti, il sostegno a eventi e manifestazioni e il Natale 2020 fra luce, trasparenza e materia. Luci, trasparenza e materia saranno proprio acquistati o affittati, comunque soprattutto acquistati dei beni durevoli che saranno anche di dotazione quindi dell'amministrazione per eventi futuri. Il risultato che ci attendiamo non è soltanto un risultato sul campo del turismo, ma anche sulle inevitabili e auspicate ricadute sul settore commerciale della città.